Buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, tante le notizie che vi racconteremo oggi e non solo di cronaca. Ovviamente c'è attesa e fra poco ci collegheremo con Marta Zatta nel Padovano per capire qualcosa in più rispetto all'omicidio di Marco Cossi, il 48enne che è stato ucciso con 15 coltellate e c'è, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato ieri, forse una svolta con un sospettato che è stato sentito per 10 ore in questura nella giornata di ieri. Probabilmente si è stata anche ritrovata l'arma del delitto, ma ancora è tutto in fase di accertamento e cercheremo di capire da Marta Zatta fra poco che novità sono emerse anche da questo interrogatorio fiume in questura. Tanti temi, non solo di cronaca, lo dicevamo, perché continua a montare e restare forte la polemica all'interno degli alpini per quel dono del cappello alpino ai volontari che hanno prestato servizio alle Olimpiadi di Milano Cortina, la cerimonia di sabato a Verona, che in questi giorni ha portato a tante proteste da parte della base degli alpini nei confronti dei vertici dell'ANA. Su questo ieri vi abbiamo chiesto un parere, la vostra opinione attraverso il sondaggio, il cui esito poi è stato mostrato a Ring, che vi riproponiamo. Allora, vi avevamo chiesto Olimpiadi, cappello alpino ai volontari, giusto? Per l'86% delle tante chiamate non è giusto, c'è un 14% invece che sì, lo ha ritenuto giusto. Fra poco torneremo a parlarne, perché racconteremo non solo la rabbia che si esprime in questi giorni, in queste ore, anche attraverso i social da parte della base degli alpini, ma anche le spiegazioni, insomma, dei vertici dell'ANA. Tante notizie di cronaca, dicevamo. Vi facciamo vedere queste immagini perché questa mattina, in tarda mattinata, c'è stato un momento anche di panico a San Biagio di Callalta. Siamo a Olmi di San Biagio di Callalta, con una densa colonna di fumo nero, il traffico in tilt lungo la Callalta. A prendere fuoco un furgone telonato in transito all'altezza di una rotatoria. È stata la vettura che seguiva il mezzo a segnalare all'autista il fumo. Il conducente fortunatamente ha fatto in tempo a fermarsi e scendere prima che il fuoco avvolgesse poi tutto il mezzo. È andato praticamente, come vedete dalle immagini, distrutto. Vedete l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Nel frattempo, inevitabilmente, lungo la strada sempre molto trafficata, si sono formate lunghe code. L'emergenza, lo dicevamo, lo vedete, è già stata gestita dai vigili del fuoco e dalla polizia locale, poi è rientrata rapidamente con la messa in sicurezza del mezzo e la sua rimozione. Ma diciamo, l'alta colonna di fumo nero che sprigionava dal camion incendiato, insomma, aveva fatto temere il peggio ai tanti che vedevano appunto questa colonna di fumo nero. Ancora la cronaca giudiziaria, ma che si interseca con le tragedie lungo la strada. C'è la decisione, la sentenza ieri mattina in tribunale a Treviso in merito alla tragica morte di Massimo Feletto nel luglio del 2024 a Tempio di Ormelle, condannato l'uomo alla guida dell'auto pirata che lo aveva travolto. Era il 24 luglio del 2024 quando Massimo Feletto venne travolto e ucciso da un'auto pirata a Tempio di Ormelle. L'uomo cinquantenne, disabile, molto noto e amato in paese, stava passeggiando a poche decine di metri da casa accanto alla badante quarantenne. Pochi istanti e su via Campagne calò il gelo. L'uomo che muore sul colpo, la donna ferita, l'auto che si volatilizza. Le indagini iniziano immediatamente con le telecamere di tutta l'area, non solo Ormelle, passate a setaccio. Non mancano gli appelli da parte di chi a Massimo ha voluto bene. Ora, a quasi 2 anni, la giustizia ha presentato il suo conto a Vittorio Spigolon, giostraio 67enne di Oderzo, e Walter Manfè, 57 anni di Orsago. Entrambi sono stati condannati in rito abbreviato e quindi hanno beneficiato dello sconto di 1/3 della pena. 4 anni e 4 mesi a Spigolon per omicidio stradale, 8 mesi per Manfè, accusato di averlo favorito. Quella maledetta sera di luglio Spigolon avrebbe centrato il cinquantenne a forte velocità
velocità senza fermarsi per prestare soccorso. Nell'impatto ha però perduto lo specchietto retrovisore destro della sua autovettura, particolare che alla fine lo ha incastrato, così come le celle telefoniche hanno messo alle strette Manfè, che ha dato protezione a Spigolon nei giorni successivi alla tragedia. Ai familiari di Feletto, assistiti dall'avvocato Fabio Crea, è stata riconosciuta una provvisionale di 30.000 euro. Resta aperto il procedimento civile e intatto il dolore di un'intera comunità, compresa la cooperativa Casa Vittoria di San Polo di Piave, dove Massimo era uno di famiglia. E poi un incidente a Tezze sul Brenta con un 19enne ferito. 2 sere fa lo schianto a Vallonara di Marostica, e nella zona monta la protesta sulla pericolosità di questa strada. Versa in gravi condizioni, anche se non è in pericolo di vita, un 19enne di Tezze sul Brenta, rimasto coinvolto lunedì sera in un incidente stradale lungo via Consagrollo, la provinciale 71 a Vallonara di Marostica. Il giovane stava scendendo in sella alla sua moto verso la città degli Scacchi, quando in prossimità di una curva si è scontrato contro un'auto diretta verso l'altopiano, guidata da una 24enne di Asiago. Non si esclude che il motociclista abbia stretto troppo in curva, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l'utilitaria. Il Centauro è stato sbalzato sull'asfalto e ha riportato serie ferite a una gamba e al bacino, con fratture multiple e politraumi. È stato portato al San Bassiano con l'ambulanza, sul posto per i rilievi carabinieri, e torna sotto i riflettori la pericolosità di una strada più volte segnalata anche all'amministrazione. Questa è una strada al centro abitato, purtroppo magari non vengono rispettati i limiti di velocità, allora sono state fatte varie richieste, varie raccolte firme anche negli anni precedenti. Le pubbliche amministrazioni ci dicono che essendo una strada provinciale il comune non può intervenire e installare nulla. Diciamo che magari un rivelatore di velocità con fotografia della targa di chi potrebbe essere un'idea. Ese 2 semicurve, è successo un mese fa, mi 45 anni che abito qua, allora ho visto più di 50 incidenti qua. Non so che capita il morto. Dopo non vorrei vedere massi e fiori qua in cima. Il sindaco Mozzo, dal suo canto, ha ben presente la situazione e coglie l'occasione per chiedere a chi si mette alla guida di auto o moto di usare il buon senso e rispettare i limiti. Dobbiamo metterci nell'ottica che per strada potrebbe esserci nostro figlio, un nostro genitore, un familiare, un amico. Signori, qua il problema è è la velocità che ognuno di noi tende ad avere. Ci metto anch'io in primis, per andare nei luoghi di interesse. A volte veramente basta un po' di accortezza, un po' di sensibilità verso il prossimo per evitare quelli che sono danni anche irreparabili. Allora, lo dicevamo all'inizio del telegiornale, con Marta Zatta e Cristian Rocchi Allende siamo a Veggiano, dove lavorava Marco Cossi. Parliamo del brutale omicidio del 48enne ucciso con 15 coltellate, e questo interrogatorio fiume in questura. Quali altre novità, Marta? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi in questo momento ci troviamo davanti all'azienda Plurima, che è l'azienda, come dicevi giustamente tu, dove lavorava Marco Cossi, il 48enne ucciso nella notte tra domenica e lunedì. Esatto, si è concluso ieri sera, dopo 10 ore di interrogatorio appunto a un uomo che si è presentato spontaneamente in questura alle 8 del mattino dicendo appunto che aveva degli importanti aggiornamenti, dichiarazioni da dare in merito a questo terribile omicidio. Marco Cossi, lo ricordiamo, è stato ucciso con 15 coltellate al volto, al collo, al torace, e si cela veramente un giallo dietro questo omicidio. Gli inquirenti si sono anche recati sul posto ieri per cercare l'arma del delitto, arma che sarebbe stata trovata, la lama appunto con la quale Marco Cossi è stato ucciso. Al momento dalla questura non trapelano però conferme. Prima di fornirvi importanti aggiornamenti, vediamo il servizio di Valentina Visentin, che ha raccolto le voci degli amici di chi conosceva veramente Marco. Buono, gentile, mai litigare con nessuno, niente altro.
Trattiene le lacrime la barista che lavora nella caffetteria sotto casa di Marco Cossi. Il 48enne assassinato domenica notte in via Isonzo a Padova faceva colazione lì tutte le mattine e poi portava a casa il cappuccino alla mamma che non poteva uscire. Colazione qua, anche colazione porto su con mamma insieme, ma ragazzo troppo buono, anche dopo pomeriggio lavoro finito, anche porto cappuccino per la mamma. La famiglia di Marco Cossi è chiusa nel dolore. Nell'appartamento di via Padova a Selvazzano è arrivata la sorella per prendersi cura dell'anziana madre distrutta. 48enne, fisico massiccio, sempre gentile, Cossi non alzava mai la voce e non litigava mai con nessuno. Lo ricordano così gli amici del bar che commossi preferiscono non farsi riprendere. Persone perfette. Perfetta, bravissima. Lo conoscevi anche tu? Sì, tutti quanti conosciamo. Tutti. Era un amico. Cosa vi ha detto sabato? Ma niente, era allegro, siamo stati qua. Lui sempre saluta e caffè. Era tranquillissimo. Stava sempre con la mamma, sempre alle 8 di sera, lui era a casa, alla mattina alle 7 era già via al lavoro. Era una bravissima persona. La sera non faceva mai tardi, raccontano. Domenica invece Marco Cossi è uscito dopo cena per l'appuntamento, forse con il suo assassino. Il giorno dopo avrebbe dovuto aprire una nuova attività di food truck, un camioncino per la vendita di panini, un progetto di cui aveva parlato con un altro amico del bar. Io sempre vedevo qua, bevo caffè, ciao, saluto, come stai? Bene. Mi aveva detto che mi c'era fra un po' un lavoro, camion, anche io lavoro in un'altra azienda. Faccio panini di notte. Marco Cossi, oltre al sogno del food truck, aveva un lavoro stabile, una vita regolare, nessuna frequentazione pericolosa, nessuna segnalazione alle forze dell'ordine, insomma un profilo normale. Lo conoscevo di vista, era una persona tranquillissima che vedevo sempre qui al bar con i suoi amici. L'uomo prima di morire ha cercato di difendersi, lo testimoniano i fendenti che lo hanno raggiunto anche alle mani nel tentativo di proteggersi il volto, ma la furia del suo assassino non gli ha lasciato scampo. Marco Cossi, lo avete sentito, era davvero una persona ben voluta, tanto che i colleghi dell'azienda alle mie spalle nella quale lavorava hanno organizzato anche una colletta per aiutare la madre con la quale Marco viveva, una madre che insomma aveva anche bisogno di cure. I colleghi appunto raccontano che Marco si assentava anche dal lavoro per prendersi appunto dei momenti per accompagnare la madre alle visite. Lo avete sentito anche dal servizio di Valentina Visentin a giorni, doveva proprio aprire un food truck, un'idea nata nel 2023 grazie a una passione condivisa anche con l'amico Samuele Donadello. Proprio Samuele però è irreperibile da ben 2 giorni, non risponde al cellulare, non risponde alle chiamate, e anche gli amici che insomma lo vedevano sempre ai bar che spesso frequentava tra Padova e Selvazzano hanno detto che insomma la cosa era strana, quindi un altro giallo che avvolge insomma questa morte. Si segue la pista che la vittima e l'aggressore si conoscessero. In gergo si dice appunto overkilling, perché Marco è stato ucciso con una ferocia tale che fa presumere insomma che la vittima conoscesse il suo carnefice, anche perché, lo ricordiamo, l'auto lasciata a pochi metri dal luogo del delitto era stata lasciata con completamente aperta e con le chiavi ancora inserite, quindi insomma sono ancora tanti aspetti da chiarire di questa tragica vicenda. Per il momento noi abbiamo anche provato a parlare con i colleghi che però si sono chiusi nel dolore, così come gli amici insomma che aspettano una risposta sul perché Marco Cossi, che era veramente ben voluto da parenti, da colleghi, da amici, sia potuto morire in una maniera così tragica quanto dolorosa. Per il momento da Aveggiano è tutto, ovviamente nelle edizioni serali dei nostri telegiornali tutti gli aggiornamenti su questo caso, e la linea può tornare allo studio. Grazie a Marta Zatta per queste novità. Ovviamente si cercherà adesso di capire intanto il giallo del socio che non si trova, e poi quali altre informazioni ha dato questa persona in ben 10 ore di interrogatorio. Ci sono indagini in corso dei carabinieri anche sulla violenta rapina a San Zenone degli Ezzelini, il caso appunto dell'imprenditore
dell'imprenditore Fabio Gallina. Lo abbiamo raccontato in questi giorni, l'assalto alle ville degli imprenditori. C'è stato un nuovo sopralluogo dei carabinieri ieri mattina, continuano le indagini. Si cerca un eventuale basista per questa rapina. Intanto il figlio ai nostri microfoni ieri, al microfono di Daniela Sizzi, ha raccontato lo shock che ancora si vive dentro casa. Cosa ha pensato quando ha sentito di una rapina del genere? Fa sempre impressione, purtroppo paralizza. Così il figlio di Fabio Gallina, l'imprenditore picchiato, legato e rapinato nella sua villa. Poche parole, quelle di Ruggero, che in questo momento sta cercando di sostenere il padre, scioccato e ancora dolorante per i colpi ricevuti. Intanto il cancello della proprietà è rimasto aperto per diverso tempo per permettere ai carabinieri del nucleo investigativo di accedere alla casa ed effettuare nuovi sopralluoghi e rilievi. Nelle stanze dove sono entrati i banditi è stato spruzzato l'intero contenuto di vari estintori per cancellare eventuali tracce. Stesso motivo che ha portato i malviventi a spogliare la vittima e portarsi via i vestiti che potevano contenere del DNA. L'imprenditore è stato raggiunto da almeno 3 pugni, uno in pieno volto e 2 al torace. Colpi che lo hanno piegato e tramortito. Dopo i primi accertamenti in ospedale a Castelfranco è tornato a casa. Come sta intanto suo papà? Potrebbe stare meglio, penso siate poi informati voi di me sui fatti, quindi quello che è stato detto è... I malviventi hanno bloccato la vittima a terra ed intimato di non guardarli e non muoversi. Poi hanno agito arraffando tutto quello che potevano, non solo il contenuto della cassaforte con 20.000 euro e la pistola regolarmente detenuta dall'imprenditore, ma anche diversi oggetti che aveva in casa. Hanno passato a setaccio stanza per stanza, poi sono fuggiti lasciando Fabio Gallina denudato e legato con delle fascette da elettricista ed il guinzaglio del cane a terra. Solo dopo diverso tempo la vittima è riuscita a liberarsi ed andare in una pizzeria che si trova a pochi metri dalla villa e chiedere aiuto. Ti ha raccontato cosa è accaduto? Purtroppo sì, ma non mi sento di parlarne in questo momento. Difficile anche solo pensare a tanta violenza, è difficile accettare che il padre possa essere stato picchiato in quel modo. È caccia alla banda. I carabinieri stanno visionando frame per frame le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune ed oltre, alla ricerca di qualsiasi indizio per identificare l'auto utilizzata dai banditi. E ovviamente sono giorni nei quali in paese non si parla d'altro e c'è il timore per la sicurezza. I cittadini sono increduli di fronte ad una rapina compiuta con tanta violenza. A far paura è soprattutto sapere che una banda di malviventi pronta a tutto sia in giro. Paura sì, assolutamente. E speriamo che li prendano, insomma, ecco. Cosa ha pensato quando ha sentito di questa rapina? E non avrei mai pensato che succedesse una cosa del genere qui vicino a noi, e sono molto violente e mi è dispiaciuto molto per il signore che ha subito tutto questo, insomma, ho paura per i miei figli che rimangono a casa da soli ogni tanto, anche se sono grandini, mi dispiace. Sinceramente c'è da aver tanta paura e sicuramente, non so, penso che fosse già stato seguito il signore, una cosa ben organizzata e purtroppo spero per lui che si metta un attimo di tranquillità perché c'è tanta paura. Un piano, quello della banda organizzato nei minimi dettagli, questo è sicuro. Malviventi sembra italiani, hanno detto poche parole alla vittima, quelle necessarie, poi hanno agito. Oltre a essere violati nelle proprie case, anche la violenza, cioè veramente non c'è più rispetto di niente, è una roba, comunque c'è paura, c'è un bosco, cioè non lo so, ma guardi, mi viene la pelle d'oca al solo pensiero, è preoccupante la cosa, cosa possiamo fare? Preferisce non farsi riprendere, ma ci spiega che questi colpi creano ancor più insicurezza nei cittadini. Un paese che era tranquillo, ci racconta questo residente, ma negli anni sta cambiando tutto. Adesso è successo questo, speriamo che non succeda altro. Però c'è un po' di paura o no? Ma da parte, cioè, che sarà anche paura nel paese, però noi altri insomma sono abbastanza tranquilli. Era pensato inizialmente anche che fosse la stessa banda, quella che ha colpito a San Zenone, la stessa banda che aveva assaltato la villa dell'imprenditore Alberto Filippi ad Arcugnano nel Vicentino.
però troppe le differenze e anche il modus operandi, quindi sono due indagini distinte, due situazioni distinte. Intanto sempre ad Arcugnano si passano al setaccio le tante immagini della videosorveglianza privata dell'imprenditore ex senatore leghista, mentre è difficile, davvero difficile riuscire a dimenticare quelle ore di terrore anche non solo per Filippi ma anche per la famiglia, per la moglie. Sentite. È cambiato sicuramente la serenità e sono cambiate tutta una serie di abitudini, mentre prima per esempio uscivo con i cani dopo cena, anche se qui davanti a casa, però adesso ogni volta che apro la porta ho il terrore. Il vero motivo rimane sempre l'ansia e la paura, perché se immagino cosa poteva succedere, come poteva andare, siamo state fortunate, però non dimenticherò mai le figure in penombra che entrano in camera e il momento in cui realizzo che sta iniziando un incubo. È terribile. Resta vivida l'immagine di quell'ora vissuta nel terrore dalla moglie dell'imprenditore ex senatore Alberto Filippi, quando venerdì intorno alle 23 una banda di malviventi incappucciati lo ha atteso in garage minacciando e picchiando Filippi per poi fare irruzione in casa. Ostaggio per un'ora dei banditi, lei in camera con le figlie mentre cercavano oggetti di valore. La preoccupazione per il marito portato in un'altra stanza. Hanno iniziato tutti e due a aprire cassetti e rovistare, fino a quando poi hanno trovato quello che probabilmente stavano cercando e mi hanno fatto stare nel letto con le bambine e ci hanno tenute sequestrate per un'ora di terrore, perché in qualsiasi momento la situazione poteva degenerare, poteva succedere qualsiasi cosa. Fortunatamente non ci hanno fatto del male, ecco. Io poi a un certo punto gli ho detto: vi prego, portate via tutto quello che volete, però non fateci del male. Io avevo il cuore in gola, anche perché avevo paura per mio marito, perché non sapevo più niente e pensavo di trovarlo giù, steso, non so se vivo o morto, in che condizioni l'avrei trovato, perché non sapevo più nulla, non sapevo quanto potesse durare questa situazione e quindi molta ansia, e devo dire che sì, ancora adesso rivivo quei momenti e non so se riuscirò mai a cancellarli. Intanto continuano senza sosta le indagini dei Carabinieri di Vicenza. Abbiamo fiducia nelle indagini e quindi attendiamo e speriamo che ci siano dei riscontri il prima possibile e che si concluda questa vicenda quanto prima. Torneremo a parlare di furti non solo in casa tra poco, ma poi ci si mettono anche i vandali, quelli che in auto hanno devastato un campo di asparagi gestito appunto da un agricoltore con un'azienda agricola a Nervesa della Battaglia. Ci racconta tutto in diretta Federico Fusetti insieme a Nicoletta Rizzetta e allo stesso imprenditore vittima di questo gesto terribile per la sua attività. Buongiorno Federico. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, buongiorno da me, da Nicola Rizzetto. Siamo ad Us di Nervesa della Battaglia, siamo sul terreno agricolo della famiglia Benedetti. Buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno, si chiama Penaccio l'azienda agricola. Allora, premettiamo Nicola, non stiamo parlando di un gesto, di un fatto di cronaca gravissimo, è lo stesso Andrea che un po' minimizza, però in realtà ci teniamo a farvi vedere quello che è accaduto per la cattiveria gratuita e i danni ovviamente che sono stati provocati. Lei dice vabbè, insomma, ci sono altre cose più gravi, è vero, però anche questo è grave, perché in realtà insomma vuol dire che qualcuno è venuto qui con l'intento di fare un danno e distruggere una parte del vostro raccolto di asparagi. È comunque un sacrificio che fate, lavoro che richiede mesi, e insomma vederlo così distrutto non credo che faccia piacere. Ci racconta un po' che cosa è successo? Sì, lunedì mattina quando siamo arrivati per raccogliere gli asparagi abbiamo notato subito che non c'era la solita misura, diciamo, e quando siamo arrivati in testa al campo abbiamo cominciato a vedere il segno
il segno bianco, invece di vedere le punte bianche si vedeva il segno, cioè tutto di lungo al campo, il segno di tranciati, spezzati, minato su e giù, e abbiamo visto il segno delle ruote, che la via in fondo si vede anche dove hanno girato dentro, e per tutta la lunghezza del campo hanno tranciato dal grande al piccolo, cioè all'altezza penso del mascherone della macchina o del veicolo, hanno rovinato gli asparagi che comunque si buttano, germinano ancora, però per 2 o 3 giorni, e dopo è il disprezzo del cibo, della roba da mangiare per terra, perché abbiamo recuperato qualcosa, però non è la stessa cosa. Pensate che Andrea diceva quasi meglio se li avessero rubati, cioè raccolti per mangiarli, invece così è proprio un gesto di disprezzo, anche perché Nicoletta aveva mostrato il campo è lungo centinaia di metri, cioè, ecco, quindi è molto lungo, quindi vuol dire proprio aver cercato di fare il danno, anche perché voi ovviamente da qui non lo vedete, ma abbiamo percorso una strada sterrata 5-6 minuti prima di arrivare qui, quindi vuol dire proprio averlo cercato, diciamo, in un certo senso. Lo stato d'animo un po' com'è, naturalmente avete fatto denuncia ai carabinieri, lo stato all'inizio non volevamo ci sembrava, però sì, è stato giusto così, forse segnalare, non è per i soldi sempre, è per il gesto, che speriamo sia la prima e ultima volta per noi, per tutti quelli che lavorano, perché alla fine... Certo, anche perché Andrea ci raccontava che diciamo, il periodo degli asparagi è circa 2 mesi, però il resto dell'anno non è che qui non si fa nulla, ci si deve lavorare. Si lavora tutto l'anno per il mese e mezzo, 2 di raccolta, e quindi dispiace ancora di più, perché sì, non abbiamo compromesso la stagione, però la raccolta qua intanto per qualche giorno è rovinata e dispiace. Certo. Nicola, insomma, una vicenda un po' amara, ecco, diciamo, anche se non un'entità così importante nella sua gravità, però molto amara, direi. E ringraziamo tantissimo Andrea Benedetti. Che vi interessate, e quindi si fa anche conoscere questo problema intanto. Certo, in bocca al lupo per la sua azienda. Io e Nicoletta Rizzetto ti restituiamo la linea, Nicola. Grazie a Federico Fusetti. Dai vandali, torniamo a parlare dei ladri, andiamo nel Vicentino a Sandrigo, dovrebbe esserci collegato il nostro Mirko Cavallin con la sindaca di Sandrigo. Qui parliamo di un giovanissimo che è stato incastrato dalle telecamere, se non sbaglio, le telecamere le aveva disattivate, è stato denunciato mentre cercava di razziare le auto fuori dal cimitero. Buongiorno Mirko. Buongiorno Nicola, con Alessandro Costacuta alla parte tecnica, buongiorno al sindaco Marica Rigon. Sì, dicevi bene, telecamera disattivata ma non in tempo, perché improvvidamente questo ventenne residente nel Padovano aveva parcheggiato qui davanti e proprio questa telecamera alle nostre spalle il sindaco lo ha ripreso, insomma si è fatto del male da solo. Direi proprio di sì. Evidentemente lui è arrivato, si è posizionato con il suo camper, ha manomesso il quadro elettrico, per fortuna senza fare danni, ma nel frattempo il fotogramma, ovviamente le riprese sono state fatte, per cui il soggetto è stato identificato sia attraverso il numero di targa ovviamente e lui come persona fisica. È stato identificato però non qui sul posto ma altrove, grazie alla rete complessiva di telecamere che avete installato. Sì, diciamo che tutto è avvenuto perché abbiamo un accordo con la polizia locale, dove settimanalmente il locale controlla il funzionamento e l'efficientamento dell'apparato di videosorveglianza. Facendo un controllo di routine, la locale segnalava che questa telecamera di questo cimitero non era funzionante, per cui è venuta sul posto, ha cercato di capire dove stava il problema, c'è stata questa manomissione del quadro elettrico e ha visto comunque che questi fotogrammi riprendevano fino a questo momento il fatto accaduto. Da lì la locale si è attivata per rintracciare il soggetto, che è stato identificato nei giorni successivi. Quindi identificato e sanzionato con una sanzione anche di 5.000 euro. Tra l'altro c'erano anche altri precedenti in capo al soggetto, e per cui che l'operazione
è andata a buon fine, perché fortunatamente siamo riusciti, ecco, ad identificare l'autore. Ecco, al momento non risultano danni, era domenica pomeriggio, quindi probabilmente non c'era quasi nessuno qui al cimitero. È un giovane ventenne, come detto, residente nel Padovano, tra l'altro senza patente. Questo luogo, questo cimitero di Ancignano, frazione di Sandrigo, di appena 800 abitanti, però non è nuovo alle pagine di cronaca. Purtroppo non è nuovo, perché spesso accadono episodi simili con tentativi di furto, di atti vandalici, e proprio per questo abbiamo deciso come amministrazione di rinforzare tutto quello che è l'apparato di videosorveglianza, la collaborazione costante con la polizia locale, con le forze dell'ordine, e anche grazie alla collaborazione, diciamo, dei cittadini che ci segnalano quando vedono movimenti strani, presenze anomale, per cui c'è, come dire, in rete una attenzione particolare proprio a tutela della sicurezza. E grazie a tutto questo, insomma, ultimamente siamo riusciti, ecco, ad identificare autori di vari reati e quindi far sì che, insomma, queste 105 ottiche che abbiamo sul territorio abbiano un senso. Ecco, ci sono gli occhi elettronici, poi anche gli occhi dei cittadini. Gli ultimi atti vandalici, che un paio di persone che erano qui poco fa, riguardavano i furti di alcuni vasi di rame, furto come sappiamo purtroppo consueto nei cimiteri, e anche i perni di chiusura delle lapidi. Dunque questo giovane è stato immediatamente individuato, si è un po' messo le mani nel sacco da solo, e ringraziamo il sindaco Marica Rigon, Alessandro Costacuta, la parte tecnica. Da Sandrigo Ancignano è tutto, a te Nicola. Grazie a Mirko Cavallin, grazie alla sindaca. Noi andiamo velocemente in pubblicità, ripartiremo dall'operazione della polizia che a Treviso, l'abbiamo raccontato ieri, ha portato al sequestro, pensate, di 180 kg di cocaina, togliendo dal mercato 40 milioni di euro di, appunto, business della droga, e poi andremo a Mestre per parlare dei problemi dello spaccio di droga in via Piame. Dopo la pubblicità. Sono i 7 kg di cocaina trovati a Preganziol, il punto di svolta dell'indagine. Droga che, secondo gli investigatori, veniva nascosta anche nei pressi dei binari della stazione di San Trovaso, utilizzati come deposito temporaneo prima della distribuzione ai piccoli spacciatori, per la maggioranza senegalesi e nordafricani. Tutto ha inizio ai primi di aprile, quando a finire in manette è un cittadino albanese fermato dalla Polizia di Stato a San Trovaso con lo stupefacente nel bagagliaio. Un arresto che fin da subito apre uno scenario più ampio. Quell'uomo non era un semplice pusher, ma il punto di riferimento per l'approvvigionamento della droga nel Trevigiano. Da lì prende corpo l'indagine della squadra mobile. Gli agenti ricostruiscono i suoi movimenti, analizzano i contatti, seguono il flusso delle forniture e scoprono che i quantitativi più ingenti non restavano a lungo in suo possesso. Venivano nascosti in punti strategici come l'area ferroviaria di San Trovaso, per poi essere smistati rapidamente verso le piazze di spaccio. I consumatori, professionisti ma anche operai, disposti ad incontrare i pusher in pieno giorno anche nei pressi dell'ospedale Caffoncello. Seguendo questa rete, gli investigatori riescono a risalire ai livelli superiori del traffico, fino ai grossisti attivi in Lombardia. Il blitz scatta tra Roverbella e Porto Mantovano. In un'auto viene scoperto un vano segreto elettromagnetico con 20 kg di cocaina, che 2 uomini, sempre albanesi, dovevano consegnare ad un connazionale senza fissa dimora. Nelle abitazioni dei 2 grossisti, il ritrovamento più significativo: 156 kg di cocaina nascosti sotto un letto, insieme a decine di migliaia di euro in contanti. 3 gli arresti eseguiti in questa fase, che si aggiungono a quello iniziale di Preganziol. In totale oltre 180 kg di cocaina sequestrati nell'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso. È un risultato eccezionale, unico, un'attività di indagine che parte dalla nostra città e che fa sì che vengano sequestrati 180 kg di sostanza stupefacente per un valore complessivo di 40 milioni di euro. Allora, siamo rientrati parlando di questa importante operazione antidroga della Questura di Treviso. Restiamo in tema, parliamo di spaccio di droga, ed è
una zona, quella di via Piave a Mestre, che purtroppo, aggiungiamo noi, è sempre attenzionata dalle forze dell'ordine, ma evidentemente non basta. Cosa accade oggi in via Piave, cosa accade in questi giorni, e c'è anche un po' la rimostranza di chi abita in queste zone. Ilaria Marchiori, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Che cosa sta accadendo in via Piave? Ve lo facciamo vedere subito, perché da qualche giorno sono comparse queste strutture per dare l'avvio a dei lavori da parte del Comune di Venezia, lavori che si attendevano da tempo, di risistemazione dei giardini di via Piave. Come voi sapete, i giardini di via Piave spesso sono teatro di episodi di spaccio e di degrado, l'abbiamo documentato talmente tante volte negli anni che ormai è cosa assodata. Adesso che però sono state posizionate queste strutture per dei lavori pubblici, la situazione, dicono molti dei residenti, è peggiorata, come potete immaginare, perché all'interno non può più entrare nessuno, quindi di conseguenza spacciatori e consumatori anche di droghe e di stupefacenti si spostano all'esterno. Qui insieme a noi c'è Giovanna Luzzi del coordinamento cittadini del quartiere Piave che ci racconta che cosa sta accadendo proprio in questi giorni. Sì, buongiorno. Allora, i lavori si sapeva che sarebbero dovuti partire, perché lo sapevamo da prima di Natale e avevano dichiarato che dovevano fare i lavori prima al Piraghetto, poi in via Piave e poi al Baissizza come ultimo lavoro. E non ci si aspettava che chiudessero di colpo adesso, anche perché tra l'altro a metà giugno dovrebbe iniziare la festa dell'estate, quella che ci dura 2 mesi, che fa un po' di movimento alla zona, e c'è anche una sicurezza privata per cui un pochino ci tutela. Hanno chiuso una decina di giorni fa, ovviamente, e tutti gli spacciatori, pusher e usanti e anche i gruppi si formavano in gruppi totali. Adesso là non ci sono più, però li troviamo costantemente sui marciapiedi addirittura, quindi chi spaccia si siede per terra sul marciapiede o stanno lì, quindi occupano tutta una carreggiata e anche l'altra, e tranquillamente alla luce del giorno, alla luce della sera, in qualsiasi ora, e gli altri poi camminano tipo zombie, quindi ne vedi tanti perché vengono in cerca proprio sui marciapiedi, per cui è un disastro, e vanno nelle strade laterali, quindi tu vedi dei bei gruppi che io li considero i barbecue. Ora la situazione è veramente grave, perché poi li vedi molto più nervosi, magari finché erano sull'erba, non è bello dirlo, anzi bene che non vadano sull'erba, che l'erba dovrebbe essere per i cittadini, però finché erano sull'erba la polizia li mandava via, ritornavano, era tutto un lavoro a catena. Adesso invece si nascondono nelle strade laterali, quindi tu trovi gruppi interi di gente seduta a terra che usa le sostanze, è alterata, sono pericolosi, sono aggressivi, non hanno paura di nessuno. Ecco, però lei poco fa mi diceva che addirittura tra poche ore qui si riempirà proprio fisicamente. Ma allora, tra poche ore sì, ma ci sono anche delle mattine che tu già alle 9-10 li vedi già che stanno lì in attesa per passare la merce, per dare la merce, quindi non ci sono più ore. Adesso diciamo che nel primo pomeriggio tu ne vedi tanti. Io, per carità, farei una battuta, c'è chi dice riprendiamoci la città o addirittura riprendiamoci la notte, ma qui è da riprendersi le 24 ore intere per tutti i cittadini, altro che, quindi... Ecco, avete sentito la disperazione dei cittadini, dei residenti, visto che Giovanna Luzzi è una dei maggiori portavoce dei tanti residenti qui di via Piave, è tanta, l'appello è sempre lo stesso, aiutateci a cacciare questo degrado, lo spaccio e i consumatori anche di sostanze stupefacenti che ormai stanno aumentando a dismisura. Io ringrazio Giovanna Luzzi, qui da Mestre tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. La pagina invece dei furti non è conclusa, perché dobbiamo tornare nel Vicentino a Due Ville. Prima però vi dico che fra poco ci collegheremo anche con Monica Smidere da Bassano, perché c'è stato un incendio divampato in un appartamento a seguito di una esplosione di una bombola di gas.
I vigili del fuoco hanno circoscritto ovviamente le fiamme, non ci sono al momento feriti, però c'è la preoccupazione per un'altra bombola di gas che si trova all'interno dell'appartamento, quindi è un momento un po' particolare in via del Brolo a Bassano del Grappa. Ci arriveremo fra poco con Monica Smiderle. A Due Ville invece Luisa Bertini con Simone Squarcina ci racconta di altri furti o tentativi di furti negli ultimi giorni. Sentite. Siamo a Due Ville in compagnia con il sindaco Giuliano Stivan per parlare di sicurezza, perché proprio nei giorni scorsi si sono registrati diversi tentativi di intrusioni di ladri in abitazione anche con le persone in casa. Insomma, diventa un problema da affrontare. Diventa un problema sì, anche perché venivamo da un periodo di relativa tranquillità, nel senso che tutte le attività che avevamo messo in moto come amministrazione, che ci eravamo impegnati di fare ancora in campagna elettorale, le avevamo concluse. Però sono cicli, li vediamo spesso, questi momenti in cui si spostano queste bande in giro per la provincia, in giro per il Veneto, e proprio l'altra sera è successo qui a Povolaro, sono entrati in 3 abitazioni, però la cosa peggiore è che sono entrati con le persone dentro. Lei dice il problema è la certezza della pena? Ma sicuramente sì, anche perché è il massimo lavoro che stanno facendo le forze dell'ordine, io lo so perfettamente perché siamo in contatto praticamente quotidiano, c'è l'impegno. Il fatto è che questi entrano di giorno, di notte, con le persone in casa, perché sanno che anche se li prendono non vengono rilasciati. Qui il fatto di dire deve comunque chi norma la cosa garantire la certezza della pena, io ritengo sia l'unico deterrente che può funzionare. Noi come amministrazione quello che abbiamo fatto è stato appunto i 5 punti che avevamo messo in campagna elettorale. Diciamoli allora. Li dici volentieri, erano l'impegno di accendere tutta l'illuminazione per tutta la notte. So che molti comuni purtroppo per problemi di bilancio non lo fanno ancora. È difficile anche per noi, ma era un impegno che avevamo preso e a Due Ville i lampioni sono sempre accesi tutta la notte. Abbiamo rifatto tutto il sistema di videosorveglianza, portato a 50 e sistemato. Adesso quando succedono fatti anche qui sotto i portici li rileviamo regolarmente, sono molto utili. Abbiamo fatto una convenzione con la prefettura, il Mille Occhi, che è una convenzione che consente appunto alle persone, alle guardie giurate di fare osservazioni sul territorio. In più abbiamo fatto una convenzione con i carabinieri in congedo di Quinto, che ringrazio pubblicamente, perché 2 sere alla settimana, in più il mercato del mercoledì come oggi sono qui, come si può vedere, fanno un servizio di osservazione sul territorio. E l'ultima, la più importante, conclusa praticamente 2 settimane fa, è partito il progetto di controllo di vicinato. Stiamo mettendo fuori i cartelli adesso, con l'occasione invito tutti i cittadini a iscriversi ai gruppi WhatsApp, perché delle 6 aree del paese che sono state divise, ogni area ha un referente che è quello che poi si coordina con le forze dell'ordine. Questo direi che è lo strumento più importante che consente di coordinare e far funzionare un po' di attenzione al territorio. Ecco, l'avete sentito, tanti gli strumenti in campo. Io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Restiamo nel Vicentino, andiamo a Bassano per parlare di una maxi frode in merito alla bonus 110 scoperta dalle fiamme gialle bassanesi con la denuncia di un architetto e un ingegnere. 4 milioni di euro di crediti d'imposta fittizi attraverso una frode legata al superbonus 110%. È quanto hanno scoperto le fiamme gialle di Bassano nell'ambito di un'indagine durata 2 anni che ha portato alla denuncia di un ingegnere e di un architetto bassanesi, uno per truffa aggravata ai danni dello Stato, l'altro per false attestazioni nelle asseverazioni tecniche. Un raggiro che ha interessato mezzo Veneto. In pratica l'ingegnere, attraverso il bonus 110, emetteva fatture per interventi mai realizzati, creando appunto i crediti fittizi. L'inchiesta è partita quasi per caso. Degli ignari cittadini hanno controllato il loro cassetto fiscale e hanno trovato appunto delle fatture per lavori di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia che non avevano mai richiesto. Come proseguiva la frode? Che l'autore, appunto questo ingegnere, falsificava le firme dei ignari committenti e si trasferiva questi crediti creati con fatturazione falsa. A questo punto lui disponeva di crediti illegittimi perché non ci sono stati lavori, però effettivamente utilizzabili per compensare imposte e contributi. Quindi in parte questi crediti illegittimi sono stati utilizzati in compensazione, in parte sono stati anche rivenduti da questo professionista.
così appunto acquisendo degli illeciti profitti. Una volta acquisiti, infatti, i crediti inesistenti venivano ceduti a società terze, consentendone la monetizzazione e producendo un ingente profitto illecito. L'architetto bassanese, complice dell'ingegnere, fungeva da direttore lavori di lavori in realtà mai eseguiti, di cui accertava falsamente il buon esito. La normativa prevedeva appunto che a fronte dei lavori ci volesse, proprio per tutelare gli interessi erariali, delle figure terze che asseverassero, quindi accertassero, dichiarassero l'effettività dei lavori svolti. I finanzieri bassanesi della caserma di Via Maello hanno sequestrato 2.200.000 euro tra denaro a disposizione dei due indagati, crediti d'imposta e un appartamento in provincia di Vicenza. A San Martino di Lupari capita che un 18enne, un giovanissimo, giri per il paese sparando in aria con una pistola. Si scoprirà più tardi che sono colpi a salve. Un giovanissimo fuori di sé che viene bloccato e denunciato. Ha appena 18 anni il responsabile degli spari notturni che si sono verificati per ben 2 giorni a San Martino di Lupari. Il giovane dell'Est Europa è stato denunciato per il reato di accensione ed esplosioni pericolose. Sabato notte in via Cardinale Agostini 2 passanti avevano notato un ragazzo che con il volto coperto da un passamontagna armato di pistola, vistosi scoperto, aveva esploso alcuni colpi in aria e poi era scappato. Ai carabinieri intervenuti, i 2 testimoni hanno fornito un dettaglio fondamentale, descrivendo il vistoso tatuaggio che aveva il giovane armato. A terra i militari hanno anche rinvenuto alcuni bossoli a salve. Lunedì ad allertare i carabinieri invece è stata un'anziana svegliata nel cuore della notte dal rumore di diverse esplosioni. La donna alla finestra ha visto un ragazzo che si allontanava a piedi nei campi, urlando, imprecando e continuando a sparare in aria. Anche in questo caso il fuggitivo aveva un tatuaggio vistoso alla gamba. Grazie alle descrizioni fornite dai testimoni e all'analisi dei filmati della videosorveglianza cittadina, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del sospettato, individuato durante i controlli in via Papa Luciani a San Martino di Lupari. È stato trovato in possesso di una pistola a salve nascosta nella tasca della giacca, completa di caricatori e con 5 proiettili. Nella perquisizione della sua abitazione è stata rinvenuta la valigetta dell'arma e una scatola contenente ulteriori 50 colpi. Adesso torniamo a parlare del caso migranti a Treviso. Ne abbiamo parlato in questi giorni e anche ampiamente ieri, dopo lo sgombero del Parc dal Negro. Ci sono state le 2 serate, le 2 nottate di protesta sotto i portici vicino al cimitero, con una decina di migranti all'addiaccio, polemiche anche politiche, alta tensione. Poi ieri la svolta con il telespettatore imprenditore che ha chiamato la nostra Mirella Tuzzato, quindi veneti schiacciati dalla crisi, per farsi tramite e poter donare a questi giovani stranieri una settimana in albergo, per trovare loro una sistemazione in alcuni alberghi. Allora riviviamo quei momenti. Fate un po' di colazione, vi lavate, in attesa che qualcuno si muova, perché così non è possibile vedervi. La svolta è arrivata poco dopo mezzogiorno, quando sotto i portici davanti alla chiesa di San Vito è arrivata Mirella Tuzzato, anima di veneti schiacciati dalla crisi. Mirella, che ha portato ai migranti accampati una buona notizia: un suo telespettatore si è fatto avanti facendosi carico di una settimana di vitto e alloggio in alberghi e strutture dell'Interland. È un imprenditore del posto che ha visto questa situazione e dice: io metto la mia goccia nell'oceano, non voglio essere visto, però la metto tramite te, vai a prenderli e portarli a lavare, a fare. No, la politica non c'entra niente, qua è solo un aiuto proprio personale che dà questa persona a questi ragazzi. La politica assolutamente non c'entra niente in questa situazione, zero assoluto. Solo umanità. Solo umanità e basta, non vuole nessuno. Quindi adesso come ti organizzi? Adesso chiedo chi di loro vuole venire via direttamente e basta. 11 i migranti aiutati. Si tratta di alcuni dei senza tetto sgomberati dal Parc dal Negro la scorsa settimana, gli stessi che per 2 notti di fila hanno dormito nei pressi di Casugana. Nel corso della giornata sono stati intercettati anche quelli che al momento dell'arrivo di Mirella si trovavano al lavoro. Come passaggio intermedio la sede dell'associazione al Sant'Artemio, dove hanno potuto prendere dei vestiti e delle scarpe. Mirella, grazie Signore a questa che siamo un po' felici, così laviamo, cambiamo, guarda i vestiti, non è una vita questo.
Non è vita. Sono felice che devo andare a lavare, ma un posto, non è un posto. Tanto grazie mille per signora, che oggi arrivo, chiama che c'è lavoro, tu vieni, grazie, tanto grazie. Grazie Mirella, grazie Mirella. Quanti anni hai? 20. 20 anni? Sì, 20 anni. Queste sono persone, sono creature che vanno aiutate. C'è questa persona che lavora, poi la porteremo anche a lavoro questa sera e poi domani mattina mi organizzerò con le associazioni di volontariato per andarli a prendere e vedere come fare. Intanto facciamo oggi e oggi adesso ragazzi andiamo a mangiare. Grazie. Ciao, ci vediamo dopo. Ci vediamo. E ieri sera a Ringhi il sindaco Mario Conte ha ringraziato l'imprenditore che si è fatto carico per una settimana dei migranti, sottolineando però come il problema resta e resterà in futuro. È tornato a parlare ovviamente anche delle polemiche per lo sgombero del park dal Negro e le proteste sotto i portici municipio. Sentite le sue parole. L'imprenditore, che non so chi sia, un imprenditore anonimo, io lo ringrazio perché per una settimana darà speranza a questi ragazzi. Ma finita la settimana... Che si fa? Cioè, come dire, dopo? È questo il tema, no? Il prefetto sapeva o no di quell'operazione all'interno del Parco del Negro? Noi stavamo programmando l'intervento di pulizia del parcheggio, come peraltro facciamo sempre. Quindi non serve avvertire il prefetto per questa cosa qui? No, non è un'operazione di sicurezza. Nel senso che noi abbiamo invitato le persone presenti a raccogliere le loro cose perché dovevamo pulire, consapevoli che la sera probabilmente sarebbero pure tornati, tant'è che il parcheggio oggi è ancora aperto. È vero che abbiamo chiesto alla proprietà a giugno di chiuderlo, ma il nostro è un intervento di pulizia, sanificazione e ripristino delle condizioni anche di sicurezza, perché c'erano dei vani tecnici che erano completamente riempiti di immondizie e quindi anche pericolose da un punto di vista degli incendi. Quindi noi abbiamo ripristinato il decoro, la sicurezza e la pulizia. Quindi poi queste persone sono state invitate a spostarsi, allontanarsi, perché gli abbiamo detto che quello non è un luogo dove si può però dormire. adesso sono nel circuito l'accoglienza, ha detto, no? Hanno La stragrande maggioranza, che però ovviamente puntualmente e scientificamente gli intervistati non raccontano. Non dicono che delle 50 persone che sono state invitate a spostarsi, 40 sono state inserite nel circuito dell'accoglienza. Si concentrano su queste 10. Ma vorrei chiedere a quei signori, i 10 che arriveranno domani? E i 10 che arriveranno dopodomani? E i 10 che arriveranno dopodomani ancora? Ma la risposta è ci deve pensare il sindaco, chi amministra, nel il senso sindaco. Non solo il sindaco, Però, cioè una politica nazionale. Però io non voglio interpretare, ma immagino che sia questa la risposta. Io capisco perfettamente l'azione di cuore di quelle persone, però chi amministra un ente pubblico e quindi utilizza il denaro pubblico, oltre a metterci il cuore, deve rispettare le regole. E quindi le regole si rispettano attraverso dei protocolli. Oggi l'accoglienza a Treviso è ben gestita attraverso un protocollo e un coordinamento che è dato dalla prefettura con il comune, con Caritas e con Sant'Egidio. Io rilancio il mio appello a tutti quegli imprenditori che fanno uso della manodopera di queste persone durante il giorno, che se di giorno sfrutti la loro manodopera, fai lo sforzo di dar loro l'ospitalità. Queste le parole del sindaco Mario Conte. La polemica politica resta, ma invita alla pacatezza la diocesi di Treviso, che è intervenuta proprio nelle ore successive alla decisione dell'imprenditore con una nota del vicario generale Monsignor Mauro Motterlini che vediamo nelle immagini. Questo gesto, quello dell'imprenditore, può aiutare a stemperare la tensione, dice. Facciamo in modo che non rimanga inutile, ma permette piuttosto di tornare a pacatezza e a rispetto reciproco. È il solo modo per riprendere un lavoro comune che era già in atto e che iniziative estemporanee da qualunque parte vengano certo non favoriscono. Monsignor Motterlini precisa che gli ultimi episodi di cronaca, a partire dall'occupazione e dallo sgombero del parcheggio dal Negro a Treviso, hanno riportato al centro dell'attenzione non solo la questione, ma le persone stesse che non hanno un'abitazione dove tornare la sera e che in più di qualche caso lavorano sul territorio. Ritengo quindi, conclude Monsignor Motterlini, che sia necessario tornare a ragionare insieme sul modo per ridurre la sofferenza delle persone, ma anche di tutta la società. Per poterlo fare è necessario abbassare i toni, togliendo dal tavolo aggressività e pretese da qualunque parte nascano.
Come sappiamo sono tanti gli stranieri che poi vengono utilizzati ad esempio anche nella stagionalità estiva lungo il litorale. Ebbene, AIA, l'Associazione Isolana Albergatori, raddoppia l'impegno e trova nuove soluzioni abitative, ecco il punto, per i collaboratori degli alberghi che ne vorranno usufruire. Più posti letto per i lavoratori stagionali e nuove strutture pronte ad accoglierli. Si amplia il progetto Foresterie promosso dall'AIA. L'Associazione Isolana Albergatori raddoppia ora la disponibilità individuando 2 nuove strutture alberghiere e 2 appartamenti. Il sistema passa così da 33 camere iniziali a circa 50, con ulteriori soluzioni abitative che portano la capacità complessiva a oltre 100 posti letto. Questa volta abbiamo non più una struttura dislocata in un unico punto nella zona est di Jesolo, ma ne abbiamo una nella zona est e una nella zona ovest, quindi diamo maggiore disponibilità ai nostri associati per quanto riguarda camere d'albergo per i dipendenti. In Piazza Milano abbiamo l'Hotel Reno con una ventina di camere ormai sold out, quindi tutte vendute già ai nostri colleghi, e abbiamo da poco aperto le vendite, siamo al 50% per quanto riguarda l'Hotel Rex nella zona di Piazza Nember, quindi nella parte verso il faro di Jesolo. Un progetto che ha un doppio obiettivo: garantire un alloggio ai lavoratori stagionali e allo stesso tempo dimostrare concretamente la fattibilità del progetto. Siamo consapevoli che c'è la necessità di avere degli appartamenti, delle casette per chi decide di stabilirsi a Jesolo. Questo darà sicuramente nuova linfa alla località, porterà alla crescita sicuramente di quello che è il numero degli abitanti e a nuovi servizi e a nuove attività che sicuramente potranno vedere in numeri maggiori sulla località un particolare interesse. Ancora la breve pausa pubblicitaria, è l'ultima di questa prima edizione e ripartiremo tornando a parlare delle polemiche che restano sui conti della Fondazione Milano Cortina 2026. Sono oltre 300 milioni di euro di debito, secondo le prime stime, quelli accumulati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per la gestione dei giochi invernali. Una cifra che secondo Mountain Wilderness potrebbe crescere ulteriormente con la chiusura del bilancio e che per l'associazione non sarebbe una novità. Non è una sorpresa, eravamo a conoscenza di una situazione importante e adesso pensiamo sia venuto allo scoperto solo una prima parte del debito. Dobbiamo attendere il bilancio di fine 2026 per avere una completezza di informazione. L'associazione punta il dito contro un modello di gestione che a suo dire scaricherebbe i costi sugli enti pubblici, nonostante la fondazione operi come soggetto di diritto privato. Secondo Mountain Wilderness, infatti, lo Stato e gli enti territoriali avrebbero già messo a disposizione centinaia di milioni di euro, mentre una parte consistente dei ricavi deriva da sponsor, diritti televisivi e contributi del Comitato Olimpico. È vero che i soci fondativi sono pubblici, è vero che le nomine della fondazione sono tutte nomine politiche, pubbliche, quindi, però è inconcepibile che lo Stato vada a ripianare debiti così consistenti di un ente privato. A nostro avviso vanno richiamati ai loro doveri chi ha amministrato la fondazione. Teniamo presente che stiamo parlando solo della gestione dei giochi olimpici, non delle opere. Bene, andiamo a richiamare questi e devono pagare loro di persona. Mountain Wilderness auspica l'intervento della Corte dei Conti per verificare la legittimità dell'utilizzo di risorse pubbliche e accertare eventuali responsabilità nella gestione. Abbiamo il sentore che la Corte dei Conti sia già attivata su questi percorsi. Chiediamo che l'analisi sia approfondita, però rimane incomprensibile come nel nostro Paese i debiti dei privati debbano venire coperti con fondi pubblici quando abbiamo bisogno di fondi per la montagna, per la sanità, per il mondo dell'istruzione e della cultura. Queste dunque le polemiche che restano sui conti della Fondazione Milano Cortina per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Allarghiamo un attimo il nostro sguardo a nord-est e andiamo a Trieste, dove si è celebrato
il secondo funerale di Liliana Resinovic nel cimitero di Sant'Anna a Trieste, presenti una ventina tra parenti e amici. Breve cerimonia che ha avuto luogo per volontà della famiglia dopo il nulla osta della procura per il completamento delle perizie sui resti della donna. Vedremo allora le immagini di questo funerale e poi anche le parole della cugina di Liliana, Silvia Radin. Lilli, io ci sono, è la scritta sulla spilla bianca con il disegno di una scarpetta rossa, simbolo della violenza contro le donne, e di un cuoricino indossata dagli amici e dai familiari di Liliana Resinovic, riuniti oggi al cimitero di Sant'Anna per la seconda cerimonia funebre dedicata alla donna. Per dare l'ultimo saluto a Liliana Resinovic erano presenti circa una ventina di persone tra parenti e amici della donna. Lo ricordiamo, trovata morta il 5 gennaio del 22 nel parco di San Giovanni dopo essere scomparsa da casa il 14 dicembre precedente. Un decesso che a distanza di oltre 5 anni è ancora avvolto dal mistero. La funzione si è svolta a porte chiuse davanti a una ventina di persone. Presenti il fratello Sergio, la cugina Silvia Radin, con in mano un ritratto di Liliana, la nipote Veronica, gli ex vicini di casa Gabriella Micheli e Salvatore Nasti. Assente invece il marito Sebastiano Visintin, unico indagato per l'omicidio della donna. Il primo funerale si era svolto 20 giorni dopo il ritrovamento del cadavere, che era stato poi riesumato nel febbraio del 24 per consentire nuovi accertamenti all'Istituto di Medicina Legale di Milano, come richiesto dalla Procura in seguito alla riapertura dell'indagine. Al termine delle perizie condotte dal team della dottoressa Cristina Cattaneo, su richiesta della famiglia è stato dato il via libera per procedere nuovamente alla sepoltura. Dopo la breve cerimonia, dunque, i parenti e gli amici hanno seguito il feretro per un ultimo commosso saluto fino al campo 32, dove i resti di Liliana, in una cassa zincata come richiesto dalla Procura, sono stati tumulati. Finalmente abbiamo un luogo dove portare un fiore, ha detto commosso il fratello Sergio al termine della cerimonia. L'amica albergatrice, che nel corso delle indagini ha più volte testimoniato di aver assistito a litigi tra i coniugi Visintin, ha espresso infine un auspicio. Speriamo che la giustizia venga presto fuori, è passato troppo tempo e pensare povera Lili che è stata spostata e rispostata, non sappiamo ancora se ha trovato la pace, sicuramente no, finché non verrà fatta giustizia. Noi saremo sempre con Lili. Lei ha esposto tutto il tempo della breve cerimonia anche un ritratto di Lili. Io ho letto una letterina per Lili. Cara Liliana, oggi come 5 anni fa siamo qua ad accompagnarti verso la tua ultima dimora. 5 anni fa ti chiesi di parlare, di aiutarci per la verità e riprenderti la tua dignità. E tu hai parlato. È doveroso da parte mia e dei presenti ringraziare chi ha saputo ascoltarti. Oggi ti ridiamo la pace che ti meriti. Non possiamo accarezzarti, non possiamo abbracciarti, ma con un lungo applauso, perché sei stata brava. Grazie Lili. Non so cosa rimane dell'indagine, non mi interessa. Ci sono le persone preposte a fare questo. Aspettiamo, abbiamo aspettato 5 anni e 3 mesi. Aspettiamo, a giugno ci dicono che arriverà qualcosa, ma ci sono gli inquirenti per questo, non noi. Sebastiano Visintin non si è presentato oggi. È una sua libera scelta. Come vedovo poteva farlo, non ha voluto farlo. Non ho rabbia, perché dovrei avere rabbia? La rabbia l'abbiamo consumata in questi 5 anni. Oggi finalmente c'è la pace anche per noi. Piano piano, c'è tanta strada da fare ancora, ma siamo più forti di prima, anche in ricordo di Claudio. Noi non ci arrenderemo mai, fino a quando non sapremo la verità. Queste le parole della cugina di Liliana Resinovic. E non c'è solo la violenza fisica sulle donne, c'è anche la violenza economica sulle donne. È stata approvata ieri all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui femminicidi la relazione proprio sulla violenza economica di genere. Dopo un ciclo di 93 audizioni, la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere ha approvato all'unanimità la relazione sulla violenza economica di genere.
consente di sviluppare 14 considerazioni finali di ordine sistematico e riflessione, una base conoscitiva fondamentale per il legislatore e gli operatori del settore chiamati a contribuire nella lotta alla violenza contro le donne. 3 i focus principali: diritto, economia e sociale. Sul diritto sicuramente l'importanza di riconoscere oggi nel codice penale, in particolar modo con riferimento all'articolo 572, il concetto di violenza economica quale modalità di integrazione del reato. La violenza economica va normata e riconosciuta. Dal punto di vista dell'educazione, sicuramente importante nelle nostre scuole, ma non solo, l'educazione economica e finanziaria di genere, e poi naturalmente gli interventi dal punto di vista finanziario che irrobustiscono gli strumenti già a disposizione, ma che fanno sì che le donne possano venire anche a conoscenza degli tanti interventi che oggi ci sono già sul tema della violenza economica. La relazione sulla violenza economica, spiega ancora la Presidente, è la forma più subdola di violenza finora non adeguatamente indagata, che ha già trovato riconoscimento nell'articolo 3 della Convenzione di Istanbul. Per questo è importante dare un inquadramento normativo autonomo e specifico nel codice penale, riconoscendo giuridicamente la natura coercitiva del controllo economico che limita la libertà della vittima. E ancora, conclude Semenzato, la proposta di estendere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dal reddito, anche alla persona offesa dai reati. Allora, adesso lo dicevamo prima di questo incendio con esplosione all'interno di una palazzina, di una villetta a Bassano del Grappa, in un'abitazione, l'intervento dei Vigili del Fuoco, la paura in zona. Ci racconta in questo momento la situazione Monica Smiderle. Buongiorno Monica. Buongiorno a te Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in strada del Brolo a Bassano del Grappa, non siamo lontanissimi dal centro della città. Come dicevi, un incendio ha praticamente divorato la villetta che vedete alle nostre spalle. Sono evidenti i segni anche all'esterno, le fiamme sono partite, a quanto insomma si è potuto accertare fino a questo momento, da un'area esterna retrostante di questa abitazione, propagandosi molto velocemente all'interno dell'edificio. La casa, lo diciamo subito, è inagibile, i proprietari stanno praticamente portando fuori con l'aiuto dei pompieri qualche capo di abbigliamento, perché saranno costretti a lasciare la casa. Intercettiamo in diretta il capogruppo dei Vigili del Fuoco, Giancarlo Moccellin. Le rubiamo un attimo, siamo in diretta con il telegiornale di Antenna 3. Allora, che cosa ci racconta? Cosa è successo? Niente, si tratta di un incendio di un appartamento, abitazione diciamo adiacente ad altre, scaturito presumibilmente da una tettoia esterna, entrando tramite le finestre aperte dentro l'appartamento. Le fiamme hanno divorato la casa molto velocemente. Diciamo che l'appartamento è il piano primo e dentro è stato danneggiato, molteplici tutti gli arredamenti, tutto quanto è bruciato completamente. Quindi la casa è inagibile? Sì, la casa è inagibile, difatti il proprietario dovrà andarsene da qua. State portando fuori quel che si può, qualche capo di abbigliamento? Stiamo recuperando i capi di abbigliamento, quello che ha nel frigo, in modo da dopo chiudere tutto. Diciamo subito che non ci sono stati fortunatamente feriti. All'interno dell'abitazione c'erano i proprietari al momento dello scoppio dell'incendio. Sì, c'erano dentro l'abitazione e hanno visto il bagliore provenire da fuori, da sotto la tettoia, diciamo. La strada è rimasta chiusa per diverse ore. Fino adesso. Perché? Perché? Per il problema dei mezzi che occupano spazio, non per pericoli di esplosioni o altro. No. Adesso anche i vicini di casa sono rientrati. Sì. Insomma, le operazioni sono a buon punto. Sì, è quasi finito. Sul posto sono arrivate sì le squadre di Bassano del Grappa, ma anche in supporto i Vigili del Fuoco da Cittadella. Sì, esatto, Cittadella per avere personale, anche perché l'incendio si era propagato. Bene, la ringrazio, grazie, ancora buon lavoro. Insomma, le operazioni vanno avanti, sono a buon punto. Grazie al collega Andrea Benetti, vi mostriamo ancora le immagini
della casa che è andata a fuoco. Tentiamo di avvicinarci, Nicola, in diretta. Credo, faccio un tentativo. Il proprietario, è il proprietario. Niente, sono sordo e mi mancano le... È il proprietario dell'abitazione? Sì. Che cosa ci racconta di quello che è successo? Non so niente. Comprensibilmente scioccato per quanto accaduto, lui e la moglie saranno costretti a lasciare la casa. L'incendio, probabilmente partito dall'esterno, ha divorato velocemente anche l'interno. Nicola, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Monica Smiderle. Noi torniamo invece a parlare di bulli, di disagio giovanile, con la task force messa in campo dalla provincia di Treviso e il ritorno anche del camper antibulli. Si intercettano i ragazzi in quei luoghi anche che nelle cronache sono stati indicati come sede del disagio giovanile, quindi da Stazione del Corriere, il retro di Piazza Borsa, il cavalcavia della stazione, e incontrarli direttamente i ragazzi e aprirli con un dialogo alcune possibilità anche dell'offerta educativa che c'è nel territorio. Eccola la famosa operatività su strada che Volontari Insieme è pronta a strutturare negli angoli caldi della città con tanto di camper dopo una prima sperimentazione di successo. Camper antibulli dunque pronti a scendere in strada per più di un anno. Andrà avanti fino a luglio 2027, diciamo, la sperimentazione, quindi abbiamo un po' di continuità e poi vediamo, perché sono stati già ragazzi intercettati oltre 500 in questo periodo, quindi il desiderio è di andare avanti e anche capire come può evolvere questo tipo di servizio. Camper, ma non solo, sono tante le iniziative e le associazioni che la provincia di Treviso ha coinvolto nel progetto Orizzonte Giovani nell'ambito del servizio civile universale promosso da UPI per un totale di 137.000 euro, dal potenziamento dello sportello psicologico Ti Ascolto dell'ULS 2 all'attivazione di percorsi con la cooperativa Chiricu e ancora educazione socioaffettiva per atleti e dirigenti sportivi, prevenzione delle discriminazioni e gestione delle emozioni. In campo anche Comunità Murialdo Veneto e SSD Target. Tutti assieme per cercare di intercettare quelli che potrebbero essere i vari disagi giovanili, che sia nella scuola, che sia per strada o che sia in famiglia. Partner associati Comune di Treviso, Veneto Lavoro CONI, Ufficio Scolastico Provinciale, sfida trasversale la riduzione della dispersione scolastica. È comunque un fenomeno presente, pur essendo la Marca Trevigiana una provincia comunque dinamica dal punto di vista economico e diciamo sociale, però c'è un crescente disagio giovanile che va contrastato con tutte le misure, diciamo, che è di nostra competenza fare. Ecco. Abbiamo visto all'inizio della nostra prima edizione l'esito del sondaggio che abbiamo lanciato ieri sul caso del cappello alpino. Lo rivediamo il sondaggio, come vi siete espressi alla domanda Olimpiadi, cappello alpino e volontari, giusto? No per l'86% di voi, sì per il 14%. È un caso che abbiamo raccontato e che parte da una cerimonia che c'è stata a Verona, la consegna del cappello alpino ai volontari, 180 volontari che avevano prestato servizio durante le Olimpiadi di Milano Cortina, ma ovviamente questo ha portato alle polemiche che si sono alimentate sui social. Allora sentiremo sia quanto scritto e anche le pesanti accuse sui social, ma anche la delusione di un alpino storico del Vittoriese e poi ovviamente la posizione dei vertici dell'ANAV. Sentiamo. Una marea, un fiume in piena. È quello degli alpini che condannano senza appello la scelta di consegnare il cappello con la penna nera anche ai volontari delle Olimpiadi. Il tema è semplice ma potenzialmente esplosivo. Non posso tacere oltre, scrive ad esempio il maggiore Filippo Pavan Bernacchi, per preservare la memoria di chi ci ha preceduti. L'uso del cappello da parte di chi non è mai stato alpino è una mancanza di rispetto verso le tradizioni del corpo. Se dovrò pagare per questo post, conclude il maggiore, per me sarà una medaglia. Pavan Bernacchi ha pubblicato nel suo profilo una vignetta con una catena di montaggio che sforna cappelli alpini, ma dal tono del suo intervento si capisce che c'è ben poco da ridere. Sui social la polemica è senza freno, c'è addirittura chi ha pubblicato una vignetta con il presidente nazionale Sebastiano Favero inseguito dagli spiriti degli alpini che hanno dato la vita per la patria, per quel cappello. Vergogna, onore svenduto, recita una frase scolpita nella pietra.
Sempre su questo tema tanti stanno condividendo un'immagine con le foto della cerimonia di consegna del cappello alpino con la scritta "Vergogna". E dello stesso tenore sono centinaia di commenti al post dell'associazione sull'evento veronese. Per non parlare dell'immagine del vecchio alpino costretto a starsene con la benda sugli occhi per non vedere quello che sta succedendo. Oppure del chiarissimo no al cappello ai volontari diffuso in queste ore. Lo sdegno potrebbe portare anche a clamorose iniziative come quella di togliersi il cappello nello sfilamento della Dunata Nazionale di Genova davanti al palco delle autorità. Vedremo cosa succederà. Intanto il clima è di quelli bollenti. D'altronde, lo dice anche la canzone che di penna mora. L'alpino ne ha una sola e solo lui la può portare. Un po' più mora, solo l'alpino la può portare. Si possono trovare tanti modi per riconoscere la capacità di questi volontari senza dover svendere la nostra storia. La consegna del cappello alpino a 180 volontari che hanno prestato servizio alle Olimpiadi Milano-Cortina è risultata a dir poco indigesta a numerose penne nere che considerano la scelta una svendita dell'identità alpina rappresentata appunto dal cappello. Umberto Casagrande Cosmo, storico alpino vittoriese, ha scritto una lettera ai vertici dell'associazione della quale dice di non sentirsi moralmente più parte. Svendere questa nostra storia diventa pericoloso da un punto di vista di quella che è la nostra identità. La scelta di consegnare il cappello a chi alpino non è, prosegue Casagrande, non tiene poi conto di tutte quelle persone che sono affiliate all'ANA come amici degli alpini e non hanno mai chiesto il copricapo militare. Senza i volontari probabilmente l'ANA non riuscirebbe ad andare avanti e a fare tutto quello che fa, però ci sono modi e modi per dare un riconoscimento alle persone che collaborano con noi. Se le regole non piacciono bisogna fare un percorso diverso, ovvero modificarle, ma voglio dire, questo è compito della maggioranza degli associati, non di una sparuta minoranza. Cappello alpino ad un gruppo di volontari delle Olimpiadi Milano-Cortina. Chi critica non ha approfondito la questione, afferma Francesco Introvigne, presidente emerito dell'ANA di Vittorio Veneto e responsabile nazionale dell'AGE, il gruppo ausiliari per i grandi eventi. Sui 1200 volontari totali il cappello è stato donato solo ai 180 che hanno compiuto uno specifico percorso di formazione. Hanno fatto dei corsi di qualificazione, dei corsi di addestramento presso l'esercito italiano nella specificità alle truppe alpine, sono stati alle dipendenze dell'esercito stesso, come facevo riferimento, per un periodo superiore a 60 giorni, e questo è il titolo limite dello Statuto Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, all'articolo 4, che appunto dà la possibilità a chi è in queste condizioni, di essere iscritti all'associazione e di conseguenza di avere anche ottenuto in dono il cappello alpino, che non è un dono dell'associazione ma è un dono dell'esercito. Una scelta rivolta a giovani volonterosi per guardare al futuro nel rispetto del passato. Anche il presidente nazionale dell'ANA sabato a Verona ha voluto sottolinearne l'importanza. Questa esperienza di capacità di coordinamento tra le forze militari e la componente civile che poi si inserisce all'interno delle forze militari come supporto, quindi come riserva, deve essere un modello da portare avanti e da perseguire, e su questo l'Associazione Nazionale Alpini sarà presente, perché in questo modo noi potremo anche costruire in futuro una prospettiva, di anche giovani che possono mettere questo cappello e possono guardare in avanti. A Portogruaro adesso parlare di vittime del dovere in via Diaz di fronte alla ferrovia, la cerimonia di scoprimento della targa in memoria di Mirka Bergamo, poliziotta morta per una malattia dipendente da causa di servizio, presenti le istituzioni e i familiari. Aveva 34 anni Mirka Bergamo, assistente capo della Polizia Ferroviaria di Venezia al posto Polfer di Portogruaro. È morta il 22 febbraio 1999 per una malattia dipendente da causa di servizio. Lasciò il marito e 3 figlie di 10, 8 anni e una bambina di pochissimi mesi. La città di Portogruaro le rende omaggio con una targa commemorativa alla presenza delle istituzioni e della sua famiglia. Mi pare di aver colto un forte senso di comunità e in questa comunità la presenza della Polizia di Stato forte, bella, continua, che continua appunto anche
nel ricordo di Mirka. Questo nostro servizio che non ci chiede di essere eroi, ma ci chiede di mettere in conto anche di sacrificare la vita per gli altri. Un servitore dello Stato che arriva fino all'estremo sacrificio nella quotidianità del suo lavoro, e per questo tutta la collettività deve esserle riconoscente. Il fatto che sia stata posta questa targa deve essere proprio di monito, da un lato per le giovani generazioni come esempio, e dall'altro anche come punto di riferimento di quello che deve essere il comportamento di ciascuno nella propria quotidianità. Numerosi cittadini che non hanno voluto mancare l'appuntamento, tra cui anche una folta delegazione scolastica. La targa è stata posizionata in via Diaz, nell'area verde situata di fronte allo scalo ferroviario. Ricordiamo Mirka Bergamo veramente con grande emozione. Dal punto di vista dell'amministrazione abbiamo visto riconosciuto uno sforzo prolungato di tanti mesi e di lavoro per questo momento. Dopo 27 anni ha visto riconoscere non un merito, ma un'attestazione di solidarietà da parte di tutta la comunità. La comunità di Portogruaro si è stretta attorno alla famiglia. La sanità adesso, proposta a Padova dall'Istituto Flebologico Veneto, una nuova terapia in grado di dare una risposta alla maggior parte dei dolori osteoarticolari. 13 milioni di persone in Italia soffrono di dolore muscoloscheletrico. Le terapie tradizionali, farmaci o interventi chirurgici spesso non sono risolutive. All'Istituto Flebologico Italiano di Padova, prima struttura in Italia, una risposta arriva da una tecnologia medicale di ultima generazione, sviluppata in Svizzera, come spiega il direttore sanitario Dimitrios Kontotanassis, direttore sanitario del centro specializzato nella cura delle malattie venose. Molte volte si scambia la clinica di una patologia con magari la clinica di un'altra. Il nostro compito è che siamo professionisti, quindi il nostro parere clinico sta nel fatto di individuare qual è la patologia e cos'è che dobbiamo curare. Oggi è fattibile con la terapia non invasiva del dolore, che si chiama T-Therapy, che cura il 97% del dolore osteoarticolare. È una novità, come tutte le novità le abbiamo studiate, le abbiamo vagliate. Curare il dolore non è solo curare una patologia, è curare l'anima, la psiche, portare di nuovo queste persone a una socializzazione, togliere la depressione che crea il dolore e soprattutto spesso molti farmaci creano oscurità, depressione. Si va in spegnimento per spegnere anche il dolore, non è più accettabile. Applicata per la prima volta a Padova, è prossima in Veneto l'apertura di altri 40 centri. T-Therapy prevede l'applicazione di dispositivi medici costituiti da magneti statici, applicati sull'area interessata tramite cerotto chirurgico, in modo semplice e non invasivo. Una tecnologia che unisce medicina allo studio della fisica. Fisica perché i campi magnetici che vengono utilizzati, che ci tengo a precisare che non sono delle calamite, ma sono dei campi magnetici che sono studiati in laboratorio, hanno delle forze specifiche, sono compatibili con tutti, quindi ne possiamo curare sia i bambini che le persone anziane senza nessun tipo di problema. Il nostro compito fisicamente è quello di andare a ridurre lo schiacciamento di due strutture. Quindi se immaginiamo le due giunture, se vogliamo chiamarlo così, che tendono a essere compresse per qualche motivo, lo scopo è in prima istanza togliere i processi di infiammazione e poi dilatare sempre con le forze magnetiche le strutture. C'è un'ultima ora che riguarda la cronaca in realtà, ma la campagna elettorale a Venezia. Ignoti hanno imbrattato con scritte offensive a pennarello le vetrine della sede elettorale veneziana della Lega, aperta 2 settimane fa in via Battisti nel centro di Mestre. A scoprirlo stamane alcuni militanti al momento dell'apertura della sede. Le parole del vice sindaco leghista di Venezia Sergio Vallotto, secondo cui si tratta di un grave attacco alla libertà e di espressione, figlio crescente del clima d'odio di queste settimane. È davvero tutto per questa prima edizione. Io vi ricordo che subito dopo di noi, dopo il meteo ovviamente, c'è Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, e poi alle 15:50 con Alberto Sordi, Bernard Blier e Philippe Noiret il film Una botta di vita. Grazie per averci seguito. Arrivederci.